La Guardia di Finanza ha notificato il provvedimento di interdizione per un anno agli ex commissari Cotticelli e Scura e al dirigente Belcastro nell'ambito dell'inchiesta sui bilanci falsi all'Aspa di Cosenza. I sindaci guidano l'operazione vaccini mentre le ASP preparano il cronoprogramma, ma manca il personale, chiesto il coinvolgimento delle associazioni di volontariato. Il Comune fa le prove generali per la vaccinazione degli over 80, primi 100 vaccinati. Sabato l'operazione sarà completata. Duro colpo alle piazze di spaccio di Crotone, 12 le persone arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Catanzaro. Gratteri ha detto: abbiamo messo in crisi il supermercato della droga. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, interdizione dai pubblici uffici per un anno agli ex commissari della sanità in Calabria Cotticelli e Scura, coinvolti nell'inchiesta Sistema Cosenza. I provvedimenti sono stati notificati dalla Guardia di Finanza. Dal Tribunale Bruzio emessi i provvedimenti di interdizione per un anno dai pubblici uffici per gli ex commissari alla sanità in Calabria Saverio Cotticelli e Massimo Scura, indagati nell'ambito dell'inchiesta Sistema Cosenza condotta dalla Procura, guidata da Mario Spagnolo e che vuole fare luce sui conti dell'azienda sanitaria provinciale cosentina. Dal 2015 al 2017 si indaga sulla presunta falsificazione dei bilanci nell'ente che gestisce la sanità in un vastissimo territorio, il più esteso della Calabria. A notificare il provvedimento la Guardia di Finanza, che stamattina ha bussato alla porta anche degli ex dirigenti del Dipartimento Tutela Salute della Regione Bruno Zito e Antonio Belcastro e dei dirigenti dell'ASPA Aurora De Ciancio e Nicola Matrota, anch'essi interdetti dai pubblici uffici per un anno. Antonio Belcastro, va ricordato, è l'attuale delegato del soggetto attuatore per l'emergenza Covid, ruolo che non potrà più svolgere. Per altri due dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale, Fabiola Rizzuto e Antonio Scalzo, la durata del provvedimento è di 6 mesi. Le accuse ipotizzate a vario titolo sono abuso d'ufficio, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e falsità ideologica. Presenteremo ricorso al Tribunale della Libertà, ha detto l'avvocato Francesco Rotundo, legale di Massimo Scura. I commissari, ha aggiunto, non hanno mai avuto il bilancio da parte del Dipartimento e per questo il provvedimento mi lascia perplesso. Il mio assistito, ha concluso, è rimasto male perché nel momento in cui ha avuto i bilanci dell'ASP li ha bocciati e al GIP abbiamo portato il decreto con il quale Scura bocciò il bilancio 2014 e per il 2015 e il 2016 non gli è mai arrivato. Come faceva, conclude l'avvocato, a valutarlo? E Caterina De Filippo, attuale direttore medico di presidio dell'azienda universitaria Mater Domini di Catanzaro, dovrebbe subentrare ad Antonio Belcastro nell'incarico di delegato del soggetto attuatore per l'emergenza Covid. De Filippo nel 2019 era stata scelta per guidare l'ASPA di Cosenza, adesso è stata indicata nel corso della riunione della Giunta regionale per occupare il posto lasciato vacante da Belcastro, al quale, come dicevamo, oggi è stata notificata dalla Guardia di Finanza il provvedimento di interdizione nell'ambito dell'inchiesta Sistema Cosenza sulla presunta falsificazione dei bilanci dell'azienda sanitaria provinciale cosentina nel triennio 2015-2017. Parliamo adesso delle vaccinazioni anti-Covid. Oltre agli over 80 ci sono anche altre categorie che dovrebbero essere parificate per rischi e dunque rientrare nella seconda fase della vaccinazione. Ne parliamo nel prossimo servizio. Buonasera, mi rivolgo a voi come assiduo telespettatore per porvi un quesito che finora non ha ottenuto risposta da altre sedi. Sono un soggetto di 71 anni sottoposto nel 2016 a bypass coronarico con diabete di tipo 2. Viste queste patologie, a quale area di soggetti appartengo per la vaccinazione? Possibile che nessuno sa fornirmi una risposta adeguata? Ne arrivano tante mail di questo genere alla nostra redazione. In tanti non sanno quando sarà il momento di accedere alla vaccinazione, nonostante facciano parte della categoria che nel piano vaccinale viene definita dei soggetti estremamente vulnerabili, affetti da patologie severe e o immunodeficienza, rientranti nelle aree di patologia individuate a livello nazionale e identificate sulla base di un maggior rischio e di condizioni di fragilità. Nel testo pubblicato dalla Regione si dice anche che la vaccinazione verrà effettuata presso i centri specialistici che hanno in carico tali categorie. Dunque, indicazioni sulle qualità dei soggetti e sui luoghi dove saranno inoculate le dosi, ma non una data precisa. Nella migliore delle ipotesi, si deve intendere che l'avvio della vaccinazione debba avvenire nel più breve tempo possibile e quindi in contemporanea con quella destinata agli over 80.
un'interpretazione che sembra essere avvalorata dalle parole espresse dal nuovo direttore sanitario dell'ASP di Cosenza, Martino Rizzo, al termine della riunione organizzativa per la seconda fase. Il commissario ha anche sollecitato l'inizio della vaccinazione dei soggetti fragili o particolarmente vulnerabili, cioè i soggetti che hanno delle particolari patologie per cui è opportuno iniziare immediatamente a vaccinare, e quindi su questi fronti ci stiamo muovendo, procrastinando un pochettino la vaccinazione dei cosiddetti servizi essenziali, che però, secondo le indicazioni della Regione, dovrebbe iniziare intorno al 10 marzo. Qualche dubbio sull'effettiva realizzabilità del programma sorge se si pensa che anche a queste categorie, molto corpose, secondo le direttive nazionali, dovrebbe essere somministrato uno dei vaccini a mRNA, ossia Pfizer o Moderna. In questo momento le scorte disponibili presso l'ospedale di Cosenza ammontano a 15.342 dosi, non sufficienti per procedere alla vaccinazione dei 40.000 circa ultraottantenni e naturalmente neanche per i soggetti a rischio. Intanto i comuni si organizzano proprio per la fase 2 della campagna di vaccinazione. Si pensa a Cosenza anche all'ospedale da campo, ma ovviamente toccherà ai Ministeri dell'Interno e della Difesa pronunciarsi proprio sull'utilizzo dell'ospedale militare. Manca poco ormai al via della seconda fase della campagna vaccinale in Calabria. Qualcuno ha bruciato le tappe in qualche area della regione o in singoli comuni, ma perché partano le operazioni su larga scala servirà qualche giorno. Intanto, mentre nei piccoli e medi centri verranno convocati gli ultraottantenni indicati negli elenchi forniti dai medici di base, nell'area urbana Cosenza Rende saranno disponibili 2 numeri per le prenotazioni. Le vaccinazioni saranno effettuate ad esempio presso le strutture Uscavi agli stadi, nella palestra adiacente, all'Unical presso il centro sanitario, ed è stato chiesto l'utilizzo dell'ospedale da campo dell'Esercito, che oggi ospita soltanto 3 pazienti e continua a fornire un importante contributo sul fronte del processamento dei tamponi. La struttura militare potrebbe essere parzialmente riconvertita, ci sono gli spazi e soprattutto il personale per svolgere al meglio le operazioni. Vaccinare vuol dire fornire accoglienza, effettuare la somministrazione, la registrazione dei dati e tenere sotto osservazione i pazienti per almeno 20 minuti, il tutto in locali sicuri dal punto di vista igienico e dotati di defibrillatori e ossigeno. Servono però le autorizzazioni ministeriali perché l'Esercito scenda in campo. A Rende sono stati individuati i siti proprio per ospitare la campagna vaccinale per gli over 80. Alcuni locali della sede dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di via Parigi a Rende ospiteranno le vaccinazioni per gli over 80. Nel comune alle porte di Cosenza è stato deciso nel corso della riunione operativa alla direzione sanitaria di Cosenza, che ha pianificato la campagna vaccinale per l'intera provincia. Diverse le postazioni messe a disposizione sul territorio rendese, come conferma ai nostri microfoni l'assessore ai beni comuni Lisa Sorrentino. Noi siamo pronti, sappiamo che in questa settimana bisogna partire, stiamo in realtà aspettando le indicazioni da parte dell'ASP, che è ovviamente l'ufficio competente. Per quello che compete il comune di Rende noi siamo pronti, abbiamo individuato i siti, questo è uno dei luoghi che verrà adibito a centro Covid, il centro sociale Lanzino è un altro e i locali della protezione civile. Ovviamente i siti sono stati scelti in base a quelle che sono le linee guida nazionali e quindi in base all'ampiezza e anche alla distanza dai centri abitati. Ovviamente si escludono palazzi o per questioni logistiche situazioni che potrebbero mettere in compromissione la sicurezza. Noi ovviamente siamo in attesa di un via e metteremo in campo tutto quello che ci verrà richiesto, cercando il più possibile di collaborare con le autorità competenti, con l'ASP. La protezione civile in questo ci darà anche una grande mano e la Croce Rossa ovviamente. Noi sul territorio rendese stiamo cercando di creare una rete da più tempo, cercando di responsabilizzare tutti per quello che è un bene comune, la salute pubblica, la salute dei cittadini, e riteniamo che creare rete anche
in questo momento e coordinarci insieme all'ASP possa supportare loro, ma in maniera indiretta possa andare soprattutto a supportare tutti i cittadini rendesi, e questo è ovviamente il nostro più grande interesse. Si stanno compilando degli elenchi proprio per avere contezza di quanti sono gli over 80 che saranno sottoposti alla vaccinazione. Questo lo state facendo non solo attraverso l'anagrafe, ma anche attraverso l'aiuto dei medici di famiglia. Chiaramente è quello che ho detto prima, in questo momento è importante creare rete e quindi è importante che anche i medici di famiglia, ma già lo stanno facendo, diano il loro contributo non solo fattivo nell'erogazione dei vaccini, ma anche nella suddivisione e nella prima turnazione che ovviamente spetta agli over 80. È chiaro che la domanda sorge spontanea, ci sono dei comuni, delle amministrazioni che si sono già trovate pronte nel riuscire ad individuare i cittadini che avevano immediatamente diritto al vaccino e a stilare anche degli elenchi in maniera subitanea. È chiaro che bisogna tenere in considerazione anche la densità di popolazione. Un comune come Rende con 35.000 abitanti, un comune come Cosenza con 75.000 abitanti ovviamente hanno bisogno di una coordinazione maggiore, di un impiego di forze maggiore rispetto a dei comuni molto più piccoli che anche in poche giornate possono riuscire in più breve tempo. Potrebbe essere anche utilizzato il polo sanitario dell'Unical. Questo ce lo auspichiamo, anche perché noi con l'Unical abbiamo già stretto un accordo importante per la fase di screening nelle scuole. Ovviamente da lì è nata una collaborazione che non morirà assolutamente, anche perché la campagna vaccinale è appena iniziata. Inizierà con gli over 80, ma ovviamente dovrà andare a regime, e quindi ancora di più la popolazione che accederà alla somministrazione di vaccino, e io mi auguro ovviamente che sia il più possibile estesa e che ci sia una risposta da parte di tutti i cittadini, e ovviamente lì crescendo il numero delle domande è chiaro che sarà ancora più necessario il coinvolgimento di tutti. E ci sono alcuni comuni che hanno già avviato la campagna vaccinale per gli over 80, è il caso di San Fili in provincia di Cosenza, vediamo. Queste che vi mostriamo sono le foto della prima fase di vaccinazione agli over 80 effettuate ieri a San Fili in provincia di Cosenza. Il comune guidato da Linda Cribari ha fatto da apripista alla seconda fase della campagna vaccinale. È stato il primo paese della provincia di Cosenza a dare l'avvio al piano vaccinale dedicato agli over 80. C'è stata una partecipazione massiva perché abbiamo vaccinato ieri 93 persone, cittadine e cittadini, su 182 over 80. Io sono molto contenta di come i cittadini abbiano aderito alla campagna vaccinale e con senso di responsabilità si sono recati verso il centro sanitario. E questo è un grande successo per il comune di San Fili e per tutta la Calabria, perché è ovvio che un comune virtuoso è un comune che può dare l'esempio anche ad altri, e questo risultato è stato raggiunto grazie ad una collaborazione, a una sinergia con l'ASP di Cosenza e la Protezione Civile, i dipendenti comunali, l'associazione Ampana. Tutti abbiamo contribuito affinché ieri partisse la prima campagna vaccinale. E continueremo sabato con la seconda giornata dedicata agli over 80 e sono già in corso le prenotazioni. In questa sede dell'azienda sanitaria nel centro storico di San Fili entro sabato si concluderà l'immunizzazione degli anziani per poi proseguire con il calendario alle altre categorie della popolazione. Si è partiti autonomamente nell'interesse della comunità. Abbiamo assistito in questi mesi sia a livello nazionale che a livello regionale, anche locale, a tante promesse che poi non sono state mantenute. La Calabria è una regione commissariata, abbiamo una sanità commissariata con tante difficoltà, però noi abbiamo attuato questo piano insieme agli organi preposti. Abbiamo voluto fortemente che iniziasse
la campagna vaccinale a San Fili e abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo. Ritengo che anche gli altri comuni, lavorando in sinergia, potranno ottenere lo stesso risultato. Nessuna difficoltà nell'organizzazione, sottolinea il sindaco, si è lavorato in sinergia con le strutture sanitarie. Tutto perfetto, organizzato nei minimi particolari. Ieri mattina sono arrivati i vaccini, abbiamo iniziato nei tempi che avevamo programmato. Io sono stata personalmente lì ieri a supervisionare e a verificare che tutto andasse nel migliore dei modi. Anche i vaccinati sono stati poi trasferiti in una sala accanto al centro sanitario per tenerli in osservazione. Nessuno dei vaccinati ha avuto effetti collaterali. San Fili al momento è un'isola felice, pochissimi i casi di Covid registrati. Abbiamo 2 soli casi positivi al Covid e 5 persone in quarantena. Ma vediamo adesso qual è la situazione a Reggio Calabria. E questo è indubbiamente un momento delicato, bisogna avviare la fase 2 della campagna vaccinale con le somministrazioni del vaccino agli over 80, c'è però ancora confusione sulle procedure. Ma qual è la situazione a Reggio Calabria? Né la popolazione né il complesso dei medici sa con certezza come deve procedere, perché non si capisce bene se queste vaccinazioni vengono fatte così a caso, oppure se, come mi è stato allora mandato dal direttore generale dell'ASP una informativa, bisognerebbe che i vari soggetti ultraottantenni venissero prenotati direttamente dai medici di medicina generale, in modo tale che i medici di medicina generale segnalano i nominativi dei loro pazienti da vaccinare all'ASP, l'ASP li convoca e fa sì che ad orari ben precisi arrivino a farsi vaccinare. Purtroppo però questa cosa probabilmente non è stata evidentemente sufficientemente diffusa, perché probabilmente molti medici, ma anche moltissime persone, molti medici inviano i pazienti a caso, ma anche moltissime persone si presentano a caso ai centri vaccinali per essere vaccinati. Questa, a mio giudizio, è una delle cose più pericolose che ci possono essere, perché significa far stare tanti pazienti ultraottantenni, probabilmente anche fragili, in attesa di essere vaccinati, che fanno ovviamente gruppo, e c'è un rischio notevolissimo che ci possono essere delle infezioni. Ancora problemi dunque nell'organizzazione proprio della campagna vaccinale, manca poi il personale, come denuncia il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Cosenza. Sentiamo. Le ASP preparano il cronoprogramma per immunizzare la popolazione, ma i problemi non mancano, ad iniziare dal personale insufficiente, come sottolinea il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Cosenza, Fausto Sposato. C'è un problema burocratico più che vaccinale, cioè il vaccino non è poi così complicato, lo fanno gli operatori, però c'è un problema burocratico, ci sono le perdite di tempo, non solo, le strutture devono dare la possibilità a queste persone di stare lì per 15-20 minuti dopo essere stati vaccinati, non solo. Gli ambulatori dei medici di medicina generale sono provvisti di tutte le risorse strumentali di cui hanno bisogno, tutti hanno un defibrillatore, tutti hanno una bombola d'ossigeno, tutti hanno i presidi per cui possono intervenire in caso di emergenza o in caso di reazioni avverse. Cioè, questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare. Sono tutti fruibili, cioè sono tutti accessibili? Forse no, forse qualcosa in questo andrebbe visto. Il personale è l'elemento fondamentale di tutta la campagna vaccinale. Adesso il punto sui contagi con il consueto bollettino della Regione. Stabile il numero dei contagi in Calabria, in un giorno 116 nuovi positivi su 2081 tamponi effettuati. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid comunicate al Dipartimento Tutela della Salute della Regione. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 5, Catanzaro 5, Crotone 9, Vibo Valentia 15, Reggio Calabria 82. Salgono di 5 unità i ricoverati nei reparti di area medica, oggi sono 181, mentre si conferma il dato di quelli in terapia intensiva 19. Oggi si registra un nuovo decesso a Reggio Calabria che porta a 668 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Dopo la mancata comunicazione ai familiari del decesso di una donna avvenuta in pronto soccorso, oggi arrivano le scuse da parte dell'azienda ospedaliera di Cosenza.
L'azienda ospedaliera di Cosenza ha avviato un'indagine interna sulla vicenda dell'anziana deceduta in pronto soccorso a Cosenza e della mancata comunicazione del decesso ai familiari, i quali solo dopo 2 giorni hanno rintracciato la propria congiunta in obitorio. Intanto oggi arrivano le scuse da parte dell'azienda ospedaliera. È sicuramente una pagina non bella ed un evento straordinario, non era mai successo un evento di questo tipo. Sicuramente umilmente penso che sia doveroso da parte dell'azienda, da parte mia e da parte dell'azienda, chiedere scusa ai familiari per quello che è accaduto. Duplicamente, per 2 volte, insomma, al danno della morte di un proprio caro c'è la mancata comunicazione dell'evento stesso. Questo ci ha consentito di fare degli accertamenti all'interno e quindi capire dove è stato il problema ed mettere in atto quello che sicuramente saranno questo è già stato concordato col management, con la direzione strategica, tutte quelle che sono le accortezze per migliorare quello che è la comunicazione tra l'azienda, il pronto soccorso e i parenti dei pazienti e dei agenti in pronto soccorso. Protesta questa mattina a Catanzaro degli operatori dello spettacolo. Vediamo. Le bandiere del sindacato in piazza a Catanzaro, CGIL e CISL-Guil al fianco dei lavoratori dello spettacolo che da un anno sono fermi, i primi a chiudere. Un mondo, ricordano i rappresentanti dei lavoratori, che è fatto di maestranze, oggi in grave difficoltà in tutta Italia. Noi chiediamo alle istituzioni, sia a livello nazionale che locale, di destinare parte delle risorse che stanno arrivando per un rilancio del mondo della produzione culturale. Questo lo si può fare soltanto se ci si siede attorno ad un tavolo, istituzioni e parti sociali, e si prova a mettere in campo delle azioni efficaci e concrete. La pandemia ha acuito i problemi di un settore non strutturato che nella nostra regione si traduce in precariato e disagio. Vogliamo augurarci che intanto, come è stato preannunciato, prossimamente si riaprano i teatri, si riaprano i cinema, perché anche questi lavoratori hanno diritto di lavorare e soprattutto lo possano fare in sicurezza, perché noi riteniamo che assolutamente questo è possibile. Noi abbiamo visto riaprire settori molto più complicati dove le norme di sicurezza sostanzialmente sono state sistematicamente disattese, eppure hanno riaperto. Dei settori come quello dello spettacolo, prendiamo ad esempio un cinema dove basta ridurre magari la capienza al solo 30% per garantire la sicurezza dei lavoratori, questo non è stato fatto. La cronaca operazione antidroga a Crotone, 12 gli arresti. 2 anni di indagine, 12 persone in manette, 9 in carcere e 3 ai domiciliari. L'operazione Orso, scattata all'alba a Crotone, ha smantellato la piazza di spaccio attiva a Fondo Gesù. Documentati in un solo giorno circa 70 episodi di cessione di sostanza stupefacente. Questa indagine è importante perché abbiamo documentato come un'intera piazza era sotto il controllo assoluto di questa associazione delinquente finalizzata al traffico di stupefacenti. Vendevano eroina, cocaina, hashish, estasi, dalle 8 di mattina fino a notte fonda. Era un supermercato dove tutti i tossicodipendenti di Crotone e della provincia di Crotone andavano a rifornirsi. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione armata finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione di armi da guerra e 2 di loro di partecipazione ad associazione di tipo 'dranghetista operante a Crotone. Dietro questa organizzazione specializzata nella distribuzione delle droghe ovviamente abbiamo visto anche l''ndrangheta, nel senso che ad uno degli arrestati abbiamo trovato e abbiamo sentito nel corso di intercettazioni un rito di affiliazione, quindi anche a questo soggetto viene contestata l'associazione di stampo mafioso. Sono state trovate delle armi, quindi c'è l'aggravante, anche armi da guerra, quindi c'è anche l'aggravante dell'uso e della detenzione delle armi. Quindi loro sono convinti di avere il dominio, il controllo totale del territorio e lo Stato invece riafferma il proprio controllo, la propria supremazia attraverso appunto le attività investigative che hanno consentito nella fattispecie di entrare proprio nel cuore dello spaccio e di documentare centinaia e centinaia di episodi di cessione che sono oggetto di contestazione oggi agli indagati.
Bandiere a mezz'asta a Reggio Calabria in segno di lutto per l'attentato in Congo in cui hanno perso la vita l'ambasciatore italiano e un carabiniere. Bandiere a mezz'asta oggi presso i palazzi del Comune e della città metropolitana. Anche la città di Reggio Calabria piange la scomparsa e onora la morte di 2 italiani, di 2 servitori dello Stato come Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Ci stringiamo al dolore delle famiglie, siamo vicini all'intero corpo diplomatico del nostro Paese e all'Arma dei Carabinieri e chiediamo con questo gesto simbolico che si faccia luce il prima possibile su questa triste vicenda. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Chiusura contrastata per le borse europee al termine di una giornata volatile, mentre Wall Street ha ridotto le perdite dopo le rassicurazioni del presidente della Fed sul fatto che l'istituto di Washington non intende allentare gli stimoli all'economia. Powell ha aperto la possibilità di un recupero dell'economia più rapido del previsto, con una seconda metà del 2021 molto buona, sottolineando che ci vorrà del tempo per raggiungere gli obiettivi in termini di mercato del lavoro e inflazione. Dall'agenda macroeconomica è giunto in giornata il dato di febbraio sulla fiducia dei consumatori statunitensi, stabile a 14 punti, mentre nell'Eurozona l'inflazione si conferma allo 0,9% a gennaio. In Italia, a dicembre, gli ordinativi industriali sono cresciuti del 7% su base annua, mentre il fatturato è sceso dello 0,5%. A Piazza Affari il FTSE MIB archivia gli scambi in ribasso dello 0,3%, debole come il DAX di Francoforte a meno 0,6%, lievemente positivi il FTSE 100 di Londra e il CAC 40 di Parigi a più 0,2%, in controtendenza l'Ibex 35 di Madrid a più 1,7%. Oltreoceano negativi il Nasdaq a meno 1,6%, l'S&P 500 a meno 0,5% e il Dow Jones a meno 0,2%. Sul Forex l'euro-dollaro è poco mosso a 1,216, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale leggermente a 105,2. Quotazioni del greggio senza una direzione precisa, con il Brent a più 0,1% a 64,4 dollari e il WTI a meno 0,2% a 61,6 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia a 96 punti base, con il rendimento del decennale italiano in rialzo allo 0,64%. Nell'asta odierna di CTZ sono stati assegnati titoli per 2,5 miliardi, con il rendimento in calo di 3 centesimi a meno 0,308%. Tornando a Piazza Affari, tra le aziende più capitalizzate gli acquisti premiano ancora Atlantia a più 3,2% in attesa dell'offerta del consorzio di CDP e Unicredit a più 2,15%, in calo invece Amplifon a meno 4,6% e Diasorin a meno 2,8%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Prosegue anche nei prossimi giorni la fase di tempo stabile, garantita dalla presenza di un robusto anticiclone su gran parte dell'Europa. Domani soleggiato su tutto il territorio con temperature stazionarie. Domani Tirreno poco mosso con ventilazione debole da ponente, Ionio mosso il settore crotonese con venti deboli a tratti moderati da nord, poco mosso i restanti settori con venti deboli a regime di Brezza. Per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.